Commemorata ad un anno di distanza dall'esplosione delle tubature di gas, le 10 vittime della strage di via Trirussa. Il sindaco di Agrigento perde un altro pezzo della sua giunta, dopo Piracarella anche l'assessore Lala dà dimissioni. 33esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita, Agrigento scende all'86esimo posto e perde 2 posizioni. Serie D, Licata pareggia con il Trapani, eccellenza, vittoria per l'Acragas e per il Pro Favara. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di Ravanusa, che ricorda le vittime della strage, commemorata ad un anno di distanza dall'esplosione delle tubature di gas, le 10 vittime della strage di via Trirussa. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. A un anno dalla tragedia avvenuta a Ravanusa, la città ha voluto ricordare quei terribili momenti. In una giornata di domenica di un anno fa, allorquando un sabato sera la gente si apprestava a consumare la serata, una terribile esplosione ha interessato la via Trirussa. Una corona di fiori è stata deposta per l'occasione poco prima delle ore 20:30 di sabato alle spalle della chiesa madre. Da lì inizia la strada transennata, di cui ancora è vietato il calpestio, tutto fermo come un anno fa. Quindi la commemorazione della chiesa madre di Ravanusa, gremita per l'occasione di gente che hanno voluto essere presenti alla Santa Messa, officiata dal vescovo Don Damiano, alla presenza del sindaco D'Angelo, del prefetto Cocciufa e dei massimi rappresentanti delle forze dell'ordine e di tanti sindaci che hanno voluto dare la loro solidarietà ai cittadini di Ravanusa, toccanti le parole dell'omelia di Don Damiano. È passato un anno da quella sera terribile che ha squinternato questo paese, causando quelle morti che conosciamo. Adesso siamo qui dopo un anno per presentarci dinanzi al Signore e lo facciamo nella memoria delle vittime. Ha detto bene lei, delle 10 vittime. C'è il piccolo Samuele e lo facciamo in questo giorno che per la liturgia, terza domenica di Avvento, è la domenica della gioia. Può sembrare fuori luogo parlare di gioia oggi in questa celebrazione, ma dobbiamo avere quel coraggio che viene dalla fede di farlo. Le ferite sono aperte, ma sono aperte anche le ferite di nostro Signore Gesù Cristo dopo la resurrezione. Ecco, le ferite fanno parte della nostra vita e tante volte le cicatrici che lasciano raccontano la nostra storia. Ecco, per Gesù, il risorto, queste ferite sono, come dire, quasi la prova che, come ci dice la liturgia esequiale, che la vita non è tolta ma trasformata. E noi vogliamo pensare a queste nostre sorelle, questi nostri fratelli, veramente trasformati e viventi in quella città nuova che è la Santa Gerusalemme. Ma oggi commemoriamo le vittime dell'11 dicembre dello scorso anno. È un momento che abbiamo volutamente dedicato alla preghiera in maniera sobria, perché è il momento del dolore e speriamo che le famiglie possano trovare sollievo con la preghiera e naturalmente con la vicinanza di tutta la comunità, che comunque da un anno si stringe alle famiglie delle vittime. Non credo che ci sia molto da dire, io ho apprezzato anche questo intervento molto sobrio del sindaco. È un momento ancora di grande dolore, una ferita profonda, difficile da rimarginare, innanzitutto per le famiglie, ma anche per questa comunità. C'è un luogo dove c'è ancora questa, chiamiamola così, questa voragine, che ricorda un evento che non doveva accadere, ma purtroppo certo le cause sono in via di accertamento, insomma, speriamo che si arrivi ad avere come dire, una verità processuale.
Rimane poi sempre questa incredulità del perché in una nostra comunità piena di vita, di fervore, possa essere accaduto quello che è accaduto con diciamo, vittime assolutamente innocenti e una comunità sconvolta. Comunque noi abbiamo il dovere di essere vicini a queste famiglie e a questa comunità e a ricordare anche tutto il grande lavoro che è stato fatto dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco e dalla protezione civile, che oltre ad aver salvato 2 persone hanno incessantemente lavorato affinché almeno i corpi di queste persone, di queste vittime, potessero essere restituite alle loro famiglie. Quindi è un momento ancora di grande commozione e credo che abbiamo anche il dovere di non dimenticare. È passato un anno, è trascorso un anno, ma la ferita nel nostro cuore e nelle nostre menti non si è ancora rimarginata. Quelle ore drammatiche che abbiamo vissuto insieme ai colleghi dei Vigili del Fuoco sono state terribili. Non ci siamo risparmiati, ma purtroppo siamo riusciti a fare ben poco per quella che era una tragedia immane che continuiamo a vivere ancora oggi. Noi non abbiamo mai abbandonato Ravanusa, siamo qui vicini alla popolazione, vicini alla nostra gente e continueremo ad esserci finché non si concluderà finalmente questa terribile vicenda anche dal punto di vista giudiziario. Ieri c'è stata la seduta straordinaria nella Sala Nervi e il Papa ha avvicinato la figura del Vigile del Fuoco a quella del buon samaritano. E in effetti così è. Io ricordo quel giorno quando arrivai sul posto, io venivo da Palermo, arrivai qualche minuto dopo, il colonnello Stingo era già là, abbiamo preso in mano la situazione operativa riuscendo a creare quella area che serviva per le operazioni. È stato un momento molto difficile, sembrava un paese sconvolto da un violento terremoto. L'organizzazione dell'intervento è stata molto complessa, purtroppo gli esiti sono stati tristi perché a fronte di 11 persone che erano disperse ne abbiamo trovato solo 2 vive. È stato un evento veramente particolare, l'impegno di tutti è stato grandissimo. Speriamo che non si ripetano più eventi del genere, nati da condizioni diciamo, particolari con cui era realizzata la tubazione. Insomma, i fatti sono stati veramente di una gravità particolare. La giunta Micichè perde un altro pezzo dopo le dimissioni dei giorni scorsi dell'assessore del comune di Agrigento Francesco Picarella. Oggi ad annunciare le dimissioni Roberta Lala con delega alle pari opportunità, tutela animali, URP, lotta alla violenza, alla tratta sulle donne e sui minori, contrasto alle discriminazioni, materie relative ai servizi demografici e statistici, anagrafe, stato civile elettorale e leva toponomastica. Spiegherò tutto in conferenza stampa, questo il commento di Lala. Nessuna motivazione al momento trapela sulla sua decisione di lasciare l'incarico assessoriale. La parata di Natale senza barriere, sorrisi, balli e tanta gioia a Favara. Le associazioni in festa con il patrocinio del comune hanno organizzato una giornata dedicata alla solidarietà e all'inclusione. Giuseppe Moscato. Un corteo festoso e allegro, ricco di colori e simboli natalizi, ma soprattutto carico di significato e proiettato verso una crescita sociale e culturale della città di Favara. È stata questa la parata di Natale senza barriere, la manifestazione organizzata dalle associazioni in festa con il patrocinio del comune di Favara, dedicata alla solidarietà e all'inclusione per una società senza barriere, soprattutto quelle culturali, che molto spesso si frappongono tra le persone e tendono ad escludere chi si trova in una situazione di disabilità. Una parata di Natale senza barriere inserita nel contesto degli eventi natalizi a Favara è stato un grande successo, un corteo festoso con in testa diversi disabili in carrozzina, giovani e famiglie, volontari di varie associazioni che si occupano di temi legati alla disabilità e che operano nel nostro territorio. Il Natale senza barriere, la festa di tutti, qual è il messaggio che le associazioni lanciano? Il messaggio è semplice, è quello che gridiamo sempre, inclusione e stare tutti insieme, giocare tutti insieme per mandare questo messaggio a tutta la gente
che la disabilità non è qualcosa che deve allontanare ma che deve avvicinare. Oggi si è vista una festa bellissima, l'abbiamo preparata nei minimi dettagli e sono molto contento perché è andata bene. Andare avanti per eliminare le barriere, soprattutto quelle mentali. Una giornata all'insegna dell'inclusione e della condivisione. Sì, oggi è stata una giornata meravigliosa, come tante altre che ne abbiamo, forse ci conoscete. Siamo tante associazioni di famiglie di disabili praticamente. Ci teniamo a dire che siamo solo famiglie di disabili, che ci uniamo diverse associazioni, diventiamo associazione Invest in questa occasione. Tutto l'anno e siamo presenti sul territorio per difendere i diritti dei disabili, ma 2 volte l'anno vogliamo scendere in piazza in maniera gioiosa per dimostrare che il disabile è altro. Oggi siamo qui per lanciare appunto un messaggio che è quello di abbattere le barriere architettoniche, non solo quelle architettoniche ma anche quelle mentali. Lo facciamo da sempre, non solo in maniera festosa ma anche combattendo per quanto riguarda i diritti dei disabili. Riuscire a trovare un modo come oggi di essere insieme in maniera festosa e dare un messaggio di inclusione e credo che ogni volta che facciamo gli eventi noi ci riusciamo benissimo. Un corteo ricco di colori, una festa che ha coinvolto la città, animata da musiche e balli. Un grande carro con Babbo Natale e la sua slitta hanno fatto da apripista, unitamente al Fabaria Folk, ai trampolieri e ai personaggi di Walt Disney, automobili d'epoca carichi di pacchi dono e un trenino meravigliosamente addobbato in tema natalizio. Animazione e musica lungo il tragitto che ha portato il festoso corteo da via Kennedy in piazza Cavour, animazione arricchita anche dallo spirito francescano dei frati minori, il tutto all'insegna dello spirito gioioso del Natale, ma soprattutto dell'inclusione e dell'abbattimento di ogni tipo di barriera architettonica e culturale. Le barriere sono soprattutto quelle culturali, nel momento in cui vengono abbattute quelle stai certo che l'inclusione può avvenire, anzi io parlerei non di inclusione ma di non esclusione ed oggi è sicuramente una giornata bella, un segnale forte, un segnale che arriva a tutta la nostra città e alle tantissime persone che hanno voluto con noi festeggiare questo Natale senza barriere, con il clima che è tutto quello che ci porta il Santo Natale, veramente una giornata bellissima. Oggi abbiamo abbattuto soprattutto quelle mentali, perché vedere tutte assieme persone con disabilità, persone che non hanno disabilità, giocare, divertirsi e abbiamo portato lo spirito natalizio. Abbiamo fatto una bella sfilata per le città, degli spettacoli itineranti, bello vedere la gente che usciva dai balconi e sentiva l'aria natalizia, abbiamo fatto una bellissima cosa e ripeto, abbiamo abbattuto sia sensibilizzato sulle barriere architettoniche ma abbiamo abbattuto soprattutto quelle mentali. È questo che Favara ha bisogno, l'inclusione, fare rete, la partecipazione di tutti. Ha bisogno di questo e fortunatamente Favara c'è questo, perché noi abbiamo tantissime associazioni, tantissimi movimenti che si prestano, ci danno la possibilità di fare tante cose. Come dico sempre, l'amministrazione è disponibile per qualsiasi iniziativa, nelle problematiche economiche che abbiamo ci mettiamo tutto l'essere, ma fortunatamente abbiamo le associazioni, i movimenti, i cittadini che si mettono a disposizione. Presepe e mercatino di Natale a Raffadali, un'atmosfera affascinante tra luci colorate, addobbi scintillanti, dolci profumi e bellissimi oggetti d'artigianato. Vediamo. Siamo qui stasera con il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, nonostante l'inclemenza del meteo siamo tutti qui, cittadini, autorità, per inaugurare questi mercatini. Se ci puoi illustrare le attività principali che si svolgeranno durante queste festività natalizie. Abbiamo quest'anno voluto introdurre questa nuova iniziativa, quello dei mercatini di Natale, coinvolgendo tutto il mondo produttivo raffadalese, ma abbiamo voluto anche nelle iniziative che faremo nei giorni a venire coinvolgere il mondo scolastico, tutti i giovani e i quartieri, in cui verranno anche all'interno dei vari quartieri organizzati dei mercatini di Natale rionali, cui poi alla fine daremo un premio al rione che è stato addobbato in modo migliore o al mercatino rionale che ha avuto maggiore successo. Abbiamo voluto cercare di rendere questa festa un po' partecipata in modo tale da coinvolgere l'intera comunità raffadalese.
Naturalmente andiamo incontro a un momento molto difficile per gli enti locali, specialmente quest'anno il caro energia. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare il governo della regione che ci ha pensato cercando di alleviare un attimino quelli che sono gli oneri che i comuni stanno subendo per il caro energia. Ma nonostante ciò colgo l'occasione per chiedere un aiuto in più, perché i comuni ormai versano tutti quasi in dissesto finanziario, e dare delle risposte ai cittadini anche sotto l'aspetto culturale, ludico, recreativo diventa molto difficile. Laddove non arrivano le risorse pubbliche, però vedo che c'è molta attività tra la gente nei quartieri, appunto si raccolgono le somme necessarie per allestire il presepe vivente e altre iniziative. È un segno positivo questo di una comunità viva. Sì, sicuramente Raffadale è stata sempre presente, è stata sempre solidale, è sempre disponibile quando si parla di iniziative che coinvolgono l'intera comunità. In questo modo siamo sempre stati e lo saremo solidali nei confronti dei più deboli, cui stiamo cercando di renderli partecipi in questa manifestazione e aiutarli. Diciamo che quando si mette in moto la macchina dell'intera comunità le cose riescono bene. Il sociale e il pubblico con il privato ha sempre portato ottimi frutti nel nostro comune. Finisce fuori strada, abbandona il mezzo e scappa. Tra le campagne, incidente stradale lungo viale Cavalieri Magazzeni nella frazione balneare di San Leone ad Agrigento. Un 45enne di Favara, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo nel mezzo di un terreno contro un albero. Poi la fuga tra i campi, forse per non sottoporsi all'alcol test. Gli agenti della polizia locale lo hanno trovato che vagava tra gli alberi. Sul posto anche il personale sanitario con un'ambulanza e una squadra di vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Agrigento per gli accertamenti del caso e per verificare eventuale presenza di alcol. No alla violenza sul personale sanitario. I camici bianchi della provincia agrigentina sono scesi in piazza per manifestare. Giuseppe Moscato. I camici bianchi della provincia di Agrigento scendono in piazza per dire no alla violenza sul personale sanitario. Una manifestazione silenziosa e toccante contro le aggressioni perpetrate a danno di chi appena un paio di anni fa è stato definito eroe e oggi invece torna a essere il bersaglio di atti violenti e inauditi. Come la barbara uccisione del dottore Gaetano Laimo, assassinato nel suo ambulatorio a Favara nel pieno svolgimento della sua attività, o le continue aggressioni nei pronto soccorso, negli ambulatori o nelle guardie mediche. I camici in piazza non per rivendicare azioni sindacali, per rivendicare un maggiore guadagno, ma per chiedere maggiore sicurezza. Maggiore sicurezza perché le aggressioni nei pronto soccorsi, nelle guardie mediche, nei poliambulatori sono sempre più frequenti e quindi è l'ora che il governo, che è l'interlocutore che noi abbiamo, prenda dei provvedimenti. I provvedimenti sono stati presi molto in ritardo e ancora insufficienti, perché vero è che sono aumentate le borse di studio in quasi tutte le specialità, però sono state aumentate quando è scattata questa pandemia del Covid, ma prima si sapeva che dal 2018 al 2025 c'era questa gobba pensionistica e sarebbe stato insufficiente questo numero di specialità. Lo hanno capito dopo, ma non solo lo hanno, ma addirittura però non riescono ancora a fare diagnosi e secondo me terapia per quanto riguarda alcune branche tipo la medicina d'urgenza. Sì, oltre che più sicurezza noi chiediamo la considerazione della gente, perché ci ricordiamo tutti che eravamo tutti diventati degli eroi durante il Covid, salvo a diventare di nuovo oggetto di attacchi di tutti i tipi subito dopo il Covid. Noi non vogliamo né un'esagerazione in un modo né nell'altro. Vorremmo solo ricordare alla gente che il motivo della nostra esistenza è per curare le persone. Se loro pensassero questo, ovviamente noi poi capiamo che dobbiamo migliorarci per quanto riguarda l'organizzazione, per le risposte, per abbattere le liste d'attesa, per dare servizi migliori, e questo va bene. Però
sottolineiamo queste cose, ma sottolineiamo anche tutte le cose belle che i nostri sanitari fanno anche nella nostra provincia. In provincia di Agrigento abbiamo uno specchio dell'Italia in genere o c'è qualche sofferenza in particolare? No, secondo me lo specchio è sovrapponibile al resto d'Italia. Mancano i medici come mancano a Como, come mancano a Firenze, come mancano ad Arezzo, come mancano a Torino, come mancano in Lombardia. Basta guardare il report di lunedì scorso per vedere che la situazione nelle altre regioni purtroppo non è dissimile dalla nostra. Ovviamente non è malcomune, mezzo Gaudio, ovviamente non c'è nessun Gaudio in questo, ma noi ognuno per la nostra parte dobbiamo fare e i cittadini devono pretendere da noi che facciamo il massimo di quello che è possibile. Alla manifestazione hanno partecipato gli ordini professionali dei medici, dei veterinari, dei biologi, degli psicologi, dei farmacisti, delle professioni infermieristiche e ancora il Comitato di Agrigento della Croce Rossa Italiana e la Confraternita Misericordia. Tutti si sono dati appuntamento in piazza Pirandello dinanzi al municipio per poi proseguire in corteo per via Atenea e dire il proprio no alla violenza. Il camice bianco a prescindere dal ruolo, ma la voce è univoca, no alla violenza. Dobbiamo essere tutti uniti, gli operatori sanitari, in questa giornata per ricordare una figura importante come quella del collega che è scomparso, che a noi ci colpisce doppiamente anche in quanto la figliola è un operatore sanitario che opera tra noi farmacisti che insieme ai medici in questi 2 anni di pandemia abbiamo dato il massimo al servizio della gente e continuiamo a darlo quotidianamente, che quotidianamente continuiamo a rischiare la vita per essere sempre accanto al cittadino e preservarlo da qualunque difficoltà in ambito sanitario. I camici bianchi, siano essi medici o infermieri, biologi o farmacisti, in piazza per chiedere più sicurezza. Sì, rappresenta sicuramente la sanità, rappresenta un sistema contro il quale alcuni individui, e non aggiungo altro, si scagliano per poter manifestare il proprio disagio e non è così che si può più tollerare questa situazione. Sarebbe corretto un po' più di rispetto per gli operatori sanitari che sono in prima linea. Sicuramente un sistema che dovrebbe garantire la cronicizzazione delle malattie direttamente a domicilio e non negli ospedali, in questo modo si garantirebbe più sicurezza snellendo il pronto soccorso. Camice bianco o divisa rossa della Croce Rossa, la professione sanitaria grida sicurezza. La sanitaria grida sicurezza perché anche la Croce Rossa è sempre sui luoghi, sugli scenari delle problematiche che possono essere o traumatiche o di carattere cardiocircolatorio, però in questo caso noi difendiamo quella che è l'incolumità dei sanitari in qualsiasi campo, sia nel campo dell'emergenza che nel campo del lavoro quotidiano che si fa nei propri ambulatori. Medico e sindaco in camice per dire no alla violenza. Sì, non vedevo l'ora di rimettermi il camice prima di tutto. Sì, siamo qui riuniti, sono con tutti i miei colleghi, anche altro personale anche parasanitario. È importante quello che oggi noi stiamo facendo, è un segnale fortissimo, no alla violenza, al camice bianco in generale. Da eroi che eravamo nel periodo di Covid adesso siamo spesso trattati male, violenza proprio contro noi medici, gli ultimi episodi lo dimostrano. Penso che questo sia un segnale forte che Agrigento e tutti i suoi medici vuole dare. Qualità della vita 2022. Pubblicata la 33esima edizione dell'indagine del Sole 24 Ore, ancora ampio il divario nord-sud, le posizioni delle province siciliane nel servizio, con Agrigento che perde 2 posizioni e scende all'86esimo posto su 107 città. Vediamo. Per il 33esimo anno consecutivo il Sole 24 Ore ha avviato un'indagine stilando una classifica che stabilisce dove si vive meglio in Italia. Un anno particolare, quello trascorso, e che tiene conto di importanti eventi come il caro energia, la guerra in Ucraina. Gli strascichi lasciati dal grande shock della pandemia e l'inflazione mai così alta dagli anni '80 e che porta a una crisi che sta aumentando pericolosamente il divario tra il nord e il sud dello stivale.
La statistica del quotidiano economico-finanziario, basata su 90 indicatori presi in esame, suddivisi in 6 categorie, ha stabilito il livello di benessere nei territori, tenendo conto della ricchezza e dei consumi, degli affari e del lavoro, dell'ambiente e dei servizi, della demografia, società e salute, della giustizia e della sicurezza, della cultura e del tempo libero. Aumenta inesorabilmente la consapevolezza statistica che al nord si vive decisamente meglio rispetto al sud, anche se alcune province siciliane rispetto allo scorso 2021 hanno migliorato di poco la propria classifica. Per trovare la prima provincia siciliana bisogna però scorrere di molto la classifica verso il basso. All'85° posto troviamo infatti Ragusa, che rispetto alla classifica dello scorso anno migliora il suo ranking di 2 posizioni. A seguire in 86° posizione c'è Agrigento, che scende di 2 gradini rispetto allo scorso anno. Dall'88° alla 91° posizione ci sono poi 4 importanti province siciliane in ordine: Palermo, Messina, Siracusa e Catania. Tutte e 4 migliorano, anche se di poco, la propria posizione in classifica. Palermo ha scalato ben 7 posizioni, Messina e Siracusa 8 e Catania 11. Che ha aumentato maggiormente il proprio ranking è Trapani, 93°, che sale ben di 12 posizioni rispetto all'anno passato, in cui era al 105° posto, posizione oggi occupata dalla provincia di Caltanissetta, che fa -2 rispetto al 2021. Le province italiane in cui si vive meglio sono Bologna, che per la 5ª volta in 33 anni è prima, Bolzano e Firenze. Scende in 8ª posizione Milano, che paga l'inflazione ma anche l'aumento smisurato degli affitti, e crolla Roma, che scende al 31° posto con -18 di ranking rispetto al 2021, in cui era al 13° posto. Un'anteprima speciale oggi a Palermo di Ora tocca a noi, il docufilm scritto e diretto da Walter Veltroni, che racconta la storia e il coraggio di Pio La Torre, il segretario del Partito Comunista ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile di 40 anni fa. Vediamo. Il ricordo di Pio La Torre oggi con i ragazzi, perché è importante ricordare questa figura? Insomma, Pio è stato uno dei protagonisti non solo della lotta contro la mafia, nel senso dell'avversione etica, morale nei confronti di un fenomeno come la criminalità organizzata, ma è stato anche uno delle persone che ha meglio compreso le dinamiche della mafia, i processi attraverso i quali la mafia si arricchiva, il sistema di relazioni politiche e istituzionali della mafia, e quindi è anche stato tra coloro che hanno capito per primi quali erano gli strumenti legislativi necessari, ed è stato ucciso per questo, perché combatteva la mafia con degli strumenti che facevano soffrire il boss mafioso. Lei ha firmato la regia di questo film, solitamente il regista ripercorre e approfondisce la storia. C'è qualcosa in particolare che non conosceva, che le ha colpito? Guardi, io intanto conoscevo Pio personalmente, eravamo amici, gli volevo molto bene, era una persona molto bella, come ha dimostrato tutta la sua vita. La parte che mi ha più affascinato è quella della sua infanzia, quella per la quale ovviamente non ci sono documenti filmati, e abbiamo ricostruito con la finzione la storia di un bambino figlio di braccianti che, invece di accettare il destino che in qualche modo la sua collocazione sociale aveva previsto per lui, utilizzando lo studio. Lui andava a studiare facendo chilometri a piedi dalla campagna, e poi lavorava con le bestie come il padre voleva. Si è riscattato e ha contribuito a riscattare un'intera terra. E ora tocca a noi chi? Ora tocca a noi è la frase che Pio disse a Emanuele Macaluso poco prima di essere ucciso, e naturalmente per noi insomma, io l'ho scelto perché ha un doppio significato. Da un lato è questa citazione, e dall'altro è per i ragazzi che vedono questo film un modo per dire che non è finita, insomma, che c'è da continuare. Quante speranze ci sono per questi ragazzi? Ma io guardi, da questo punto di vista penso che si siano fatti grandi passi in avanti. Come diceva Falcone, la mafia è un fenomeno umano e prima o poi finirà. Naturalmente
Nel corso di questi anni, per il lavoro della magistratura, per il lavoro delle forze dell'ordine, anche per il lavoro e lo spirito della società civile, diciamo, il peso della mafia non è più paragonabile a quello che aveva negli anni in cui Pio, e non solo Pio, qui c'è stata una strage, 1000 persone sono state uccise nel corso di pochi anni, non è più così, e questo è il segno che se si continua lungo una strada di innovazione, di moralità, di trasparenza, il fenomeno della mafia può essere combattuto. Non sono mai stato come Pio tra coloro che pensano che sia un fenomeno eterno. Pino Torre era anche un convinto pacifista e credeva che la Sicilia dovesse diventare una piattaforma di pace al Mediterraneo. La storia ci insegna che non è andata così, la Sicilia è un hub militare che ha una rilevanza geopolitica incredibilmente pervasiva, soprattutto oggi che c'è questo conflitto dovuto all'aggressione russa in Ucraina. Quale potrebbe essere una posizione diversa rispetto a quella che l'Unione Europea e il mondo occidentale ha nei confronti di questo conflitto, rileggendo la storia di Pio Torre? Ma no, guardi, Pio credo che avrebbe avuto una posizione analoga a quella che ha avuto l'Europa, perché Pio era un vero pacifista e la pace la si difende difendendo i diritti umani, difendendo il diritto di ciascun paese sulla propria terra a esercitare autonomamente le proprie scelte senza poter accettare un'invasione straniera. Naturalmente avrebbe cercato, come è giusto fare, come mi pare si stia facendo adesso con particolare come posso dire, determinazione, una soluzione di pace. A Cinisi, nel bene confiscato alla famiglia Badalamenti, è nato il Giardino della Memoria e dell'Impegno. Lì a Casa Felicia si sono svolte anche le iniziative per il 18° anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotto Impastato, grande donna e madre morta nel 2004, dopo un lungo ed estenuante percorso per ottenere giustizia per il figlio Peppino. I dettagli nel servizio. L'attualizzazione della lotta contro qualsiasi forma di criminalità. Il fenomeno mafioso cambia pelle, cambia per certi versi anche nella sostanza, ma comunque continua a persistere, così come continua a persistere una cultura della illegalità. La presenza di questi ragazzi, un luogo simbolo della lotta alla criminalità organizzata, mi spinge a dire che bisogna sempre attualizzare il messaggio, bisogna sempre far sì che in questi ragazzi la memoria sia messaggio vivo, messaggio da attualizzare ogni giorno. Attraverso loro con il tempo riusciremo a sconfiggere sia tutte le forme di criminalità organizzata, sia anche la cultura della illegalità. Negli altri paesi la memoria è un punto di forza, da più parti arrivano segnali che in Italia è una pecca, siamo un popolo senza memoria. Perché? Non lo so, abbiamo sicuramente una memoria corta, sicuramente è un difetto di noi italiani, questo vale per tutto, lo riscontriamo in tutto, sia nella lotta alla criminalità organizzata sia nella politica. È come se talvolta l'italiano avesse voglia di dimenticare per andare avanti, ma non è dimenticando che si va avanti, è riflettendo sui propri errori che ci può essere il miglioramento. L'importanza di questo giardino, proprio prospiciente il famoso casale del Contendere. Un giardino che noi vogliamo resti alla collettività, sia usufruito da tutti i giovani di Cinisi e non solo, che possono trovare qui un percorso che faccia riflettere rispetto agli antichi valori, quelle piante, quegli alberi, quel territorio, quel bene ambientale che si sta perdendo, per cui anche Peppino Impastato lottava, e poi c'è un uliveto dedicato a chi ha combattuto la mafia e alle vittime della mafia. Il vocio di tanti ragazzi, di tanti giovani. Le scolaresche sono il bene più prezioso, rappresentano il futuro, il cambiamento, chi può impegnarsi per costruire una nuova società libera dal giogo mafioso. Un'iniziativa dedicata a Mamma Felicia, la mamma di Peppino Impastato, però è un percorso che noi facciamo come Casa Memoria da tantissimi anni, con il coinvolgimento dei giovani, delle scuole, lo facciamo ogni 9 maggio ricordando Peppino Impastato e anche ogni 7 dicembre ricordando sua madre Felicia, che ha avuto un coraggio enorme nel voler dare al figlio
consiglio verità e giustizia. Non l'ho conosciuta bene, però ogni giorno sono fra quelle persone, quelle donne principalmente, che tengono aperta la sua casa, e quindi in qualche modo sento di conoscerla attraverso la sua storia e gli oggetti che noi facciamo visitare e vedere alle persone che vengono a trovarci. Posso chiederle se è cambiata Cinisi e questo lembo di Sicilia da quel martirio di tanti che ci hanno lasciato la vita per averci oggi noi questo presente migliore? Cinisi è cambiata tantissimo sicuramente, vengono tantissime persone a trovarci. Qualche anno fa forse questo era anche impensabile, invece adesso viene la scuola di Cinisi, vengono tantissimi giovani del territorio, quindi significa un grande cambiamento. Sicuramente c'è ancora tanto da fare e noi siamo un presidio nel territorio che serve anche a quello. Mamma Felicia oggi è qui con noi, con tutti questi giovani a cui lei continuerebbe a dire, come ha sempre fatto: studiate e state con la schiena dritta. La mafia si combatte con la cultura e non con le armi. Con la testa e non con i muscoli? Sì, con la testa, con il racconto, con la comunità, con le pratiche mutualistiche, con lo stare insieme. Perché i mafiosi hanno paura dei cervelli? Perché la mafia si combatte con la libertà e la cultura serve a creare un pensiero critico, un pensiero libero, e quindi l'ignoranza fa comodo a chi vuole comandare, a chi non vuole creare i presupposti affinché le persone possano sentirsi libere. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Siamo alla pagina sportiva, calcio Serie D, il Licata pareggia con il Trapani. Arturo Cantella. Finisce con un pareggio 2-2 la partita tra il Licata Calcio e la squadra del Trapani. La squadra allenata da Romano, reduce da una pausa dovuta al Covid-19, riesce così ad arginare la forte squadra del Trapani. Per la classifica in testa è sempre il Catania con 39 punti, seguito dall'Ocri con 28, quindi all'ottavo posto il Licata che si attesta a 20 punti. L'altra squadra grigentina, il Canicattì, è ferma a 18, sconfitta dalla squadra del Sant'Agata per 2-1. La prossima gara vedrà il Licata in trasferta a giocare contro il Ragusa Calcio. Sono sicuro che abbiamo fatto una grande prestazione, eravamo in emergenza, eravamo con alcuni giocatori acciaccati, tutto sommato i ragazzi hanno tenuto bene, hanno lottato, non era semplice dopo una settimana di stop, con tutte le problematiche che abbiamo avuto e gli infortuni che abbiamo avuto durante questi 15 giorni. I ragazzi hanno fatto veramente una grande partita, penso che il risultato sia giusto anche perché noi siamo passati in vantaggio, poi un rigore a mio parere regalato, perché la palla ormai lui non la poteva più prendere, c'aveva il portiere in mano. Siamo andati sotto, ma siamo andati sotto poi nel momento migliore nostro, nel momento bello nostro che stavamo spingendo, avevamo creato, hanno fatto gol loro su un traversone. Poteva sicuramente costarci a livello psicologico tanto, invece la squadra ancora una volta dimostra di avere grande determinazione, non si arrende e vuole ribaltare sempre il risultato. Ci abbiamo creduto e siamo stati premiati. È chiaro che giocarla ad organico al completo probabilmente sarebbe stata un'altra partita, ma mi tengo stretto il punto, secondo me è un punto d'oro, i ragazzi hanno fatto una grande gara condita sia dalla tecnica sia dalla sofferenza, è quello che è il nostro credo. Sono molto contento di come i ragazzi hanno fatto, anche chi ha giocato al posto, diciamo, di chi ha giocato di più ha risposto presente, e questa è una grande soddisfazione perché il gruppo è veramente sano, solido. Ricordo a tutti che siamo la squadra più giovane del girone e questo ci riempie di enorme soddisfazione. Ce la giochiamo sempre ad armi pari con tutti e sapendo benissimo che la montagna ancora è da scalare e c'è ancora tanto da fare.
però penso che la strada sia quella giusta, i ragazzi rispondono presente e siamo molto contenti. Oggi è un punto che mi tengo molto stretto. Sì, non era facile, lo sappiamo perché arrivava una squadra come il Trapani, ben organizzata, che gioca a calcio, comunque ha dei bravissimi calciatori. Pure se noi avendo qualche acciacco, cioè, però non pensare che arrivi a Licata che è una passeggiata. Comunque il mister può contare anche su alcuni ragazzi che sono in panchina, anzi tutta la panchina, perché sono uguali agli 11 che scendono in campo. Però un punto direi giusto, dai. Senti, questa stagione ha tirato il rigore Minacori e non ha segnato, ha tirato Topolo, stesso esito, poi oggi ti sei preso tu la responsabilità di andare a tirare. Non ci hai pensato un attimo, era già deciso così? No, noi il sabato proviamo tutti, però oggi me lo sentivo e comunque come si dice che sbaglia chi non li calcia i rigori. Eccellenza, l'Acragas stende il Misilmeri e mantiene il primato in classifica. Allo stadio Esseneto i biancazzurri vincono 2-0. Carmelo Lentini. Sacrosanta vittoria dell'Acragas che vince meritatamente il confronto diretto con il Don Carlo Misilmeri, sceso all'Esseneto con una formazione arrembante e pronto a dare filo da torcere. Ma a scompaginare i piani prestabiliti del tecnico Utro ci ha pensato il tecnico di casa Nicolò Terranova, che ha risposto con una strategia perfetta in ogni reparto. Il coach ospite infatti sacrifica il portiere Zummo per dare spazio all'under Marino e guadagnare un senior d'attacco per dare maggiore esperienza e penetrabilità. Pronta la risposta di Nicolò Terranova, che a sorpresa manda in campo facendoli esordire i nuovi arrivati Brunetti ed El Jacoubi. I due si sono subito integrati perfettamente nello scacchiere biancazzurro, meritando alla fine gli applausi del folto pubblico biancazzurro. In un campo infame, pesante per le piogge cadute in settimana e scivoloso al massimo, le due squadre sin dai primi minuti hanno iniziato a farsi battaglia, troppo evanescente la squadra ospite, mentre è stato molto più concreto l'Acragas, che ha creato diverse occasioni per passare in vantaggio. Al quarto minuto Garufo con un tiro forte e teso sfiora il palo del giovane Marino, mentre al 14° Semensin lanciato in rete viene anticipato dallo stesso portiere in uscita. Il Don Carlo Misilmeri è così costretto a cambiare i propri piani, arretrando il proprio baricentro. Semensin, una vera spina al fianco, con le consuete e sgroppate veloci, mette in apprensione la difesa ospite. E al 31° sfiora la rete con una rovesciata acrobatica. È il preludio al vantaggio acragantino. Corre il 37°, da centrocampo fuga dell'argentino che semina un po' di avversari. Si presenta tu per tu con il portiere Marino che, incerto nell'uscita, viene scavalcato con un pallonetto. Una rete molto bella di Semensin per preparazione ed esecuzione che stordisce l'impreparata retroguardia ospite. Sino alla fine del primo tempo non si registra alcun tiro in porta del Misilmeri. Nel secondo si attende una reazione misilmerese, ma un fiacco tiro di Concialdi non preoccupa il portiere Elesai. La gara si fa dura, piovono gialle per entrambe le squadre, ma è sempre l'Acragas a farsi pericoloso con Pavisic ed il nuovo entrato Vitelli. Proprio grazie a quest'ultimo la compagine biancazzurra guadagna un evidente penalty. Scambio veloce Baio Vitelli con quest'ultimo che fila dritto verso la porta palermitana. Un difensore lo affronta mandando la gamba in aria. Sul dischetto si presenta Desiderio Garufo, è il 90° ed è la trasformazione del tiro dagli 11 metri. Si tratta del gol della settimana. Dopo 6 minuti di recupero tutti a festeggiare sotto la curva sud. L'Acragas si riprende la vetta e mercoledì 14 dicembre replica ancora all'Esseneto con il ritorno di Coppa Italia. Nella gara di andata giocata a Misilmeri la compagine acragantina si era imposta con un gol di Garufo. Basterebbe non perdere per andare avanti ed ora spazio alle interviste. Mister, sono arrivati
3 punti importantissimi, grazie anche ad una bellissima prestazione contro il Misilmeri, vittoria strameritata per l'Akragas. Sì, è meritata nei numeri, nella sostanza, è meritata come atteggiamento, meritata come dominio della partita. Soprattutto nel primo tempo non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta da parte degli avversari che sono forti. Ripeto, dico sempre le stesse cose, questa è una squadra che ha puntato sul collettivo della passata stagione, dove allo stesso collettivo già forte ha aggiunto gente come Balestreri, come Lonigro, come Matera. Quindi parliamo di una squadra che è venuta qui ad Agrigento e ha tirato solo 3 volte in porta, non nello specchio, quindi grande merito ai miei ragazzi, che credo in questa settimana abbiano subito delle critiche un po' eccessive. I ragazzi devono essere lasciati in pace. Se dobbiamo criticare qualcuno, l'unico responsabile sono io. Sono abituato a camminare con la valigia sempre pronta, quindi ho sentito troppe cose questa settimana. Quindi noi quando almeno io, quando ho deciso di fare l'allenatore, sapevo quale rischio correvo. Quindi cerchiamo di crescere come ambiente. Capisco che questa è una piazza importante, capisco che c'è tanta attesa attorno a quest'Akragas, però vi garantisco che questa è una grande famiglia. Analizziamo la partita, un'Akragas tatticamente perfetta, non ha concesso nulla al fortissimo Misilmeri. Parliamo di numeri, non abbiamo concesso nemmeno un calcio d'angolo e questo la dice tanto. È una squadra che nel primo tempo ha superato poche volte la metà campo, parlo del Misilmeri. È una squadra che è stata affrontata nel loro punto forte, cioè in mezzo al campo, contro un sistema di gioco molto chiuso. Siamo andati dentro, abbiamo portato dentro, abbiamo cercato di recuperare il più pallone possibile, ne abbiamo recuperato forse 13. Facciamo parlare i numeri, questa è una vittoria meritata, strameritata, una vittoria che ci consente di preparare quest'altra battaglia di mercoledì alla perfezione. Mister, che partita è stata? La vittoria dell'Akragas è meritata? Ma sapevamo che era una partita dura, uno scontro diretto contro una squadra che è stata tutto il giro d'andata prima e quindi sapevamo che sarebbe stata una partita combattuta. Abbiamo fatto un primo tempo stringendo i denti, ci sono anche gli avversari, però i miei hanno tenuto botta e abbiamo preso gol al 41esimo se non sbaglio. Poi nel secondo tempo, per i primi 27 minuti, penso che l'Akragas non ha mai tirato in porta nel secondo tempo. Per i primi 27 minuti noi abbiamo tenuto il pallino del gioco, abbiamo fatto secondo me un grandissimo secondo tempo, poi mancavano 10 minuti, al 37esimo ci siamo messi all'arrembaggio e quindi sono saltati tutti gli schemi, tutte le idee, ormai si era alla ricerca dell'episodio che non c'è stato. E poi loro hanno raddoppiato su un fallo laterale che poi è diventato un rigore. Quindi dico che la partita ci aspettavamo una partita dura, combattuta, non ci aspettavamo una partita di venire qua e venire a dominare il campo, perché di fronte avevamo una grande squadra, noi siamo una grande squadra e quindi alla fine il dettaglio del primo tempo ha fatto sì che la partita è scivolata in una certa maniera. Noi abbiamo tenuto botta fino al 41esimo, magari se finiva il primo tempo 0-0, nonostante l'Akragas aveva fatto un buon primo tempo, noi abbiamo fatto un buon secondo tempo, l'Akragas ha tenuto botta, non abbiamo avuto noi il dettaglio per pareggiare e la partita è finita così. Ancora eccellenza, il CUS Palermo viene sconfitto nettamente al Bruculeri di Favara, 5-0 il finale. Giuseppe Moscato. 5 reti al CUS Palermo, 3 punti e terzo posto in classifica a 2 punti dalla vetta. La Pro Favara vince la sua nuova partita in casa con il giovane CUS Palermo e adesso si proietta nei piani alti della classifica in vista del super scontro di domenica prossima con l'Enna. In campo per la Pro Favara, Eire Camilleri Rizzo, Bossa Miano Ferotti, La Piana Lupo De Luca Fricano e Calagna. Il CUS Palermo risponde con Carnevale Piscopo Carollo di Giovanni Spataro Lovati, Liga Favata Cherif
Taibi Fofana. La partita si sblocca al 37esimo con De Luca di testa che travolge il portiere dopo aver ricevuto un traversone da Africano. Il raddoppio al 45esimo con La Piana con un tiro in diagonale dalla sinistra che si infila sul palo opposto. In apertura di ripresa, rigore per fallo di mano trasformato da De Luca che firma la sua doppietta. Poi segnano anche Calagna e Graziano. E si pensa poi alla partita di domenica prossima con l'Enna. Finale di partita. Abbracci e saluti per il capitano Peppe Fallea, alla sua ultima partita stagionale, si ritira per motivi di lavoro dopo aver militato 11 anni nella Pro Favara. Per lui una targa ricordo da parte della dirigenza e i grandi applausi del suo pubblico. Assolutamente non ci sono partite facili, abbiamo avuto dimostrazione a Gela, abbiamo avuto dimostrazione della partita in casa con Castellammare. Diciamo che abbiamo avuto un approccio diverso, i ragazzi hanno preso consapevolezza di qualche errore fatto in passato e quindi abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo avuto la vittoria a tutti i costi e credo che ci siamo riusciti facendo anche delle ottime trame di gioco. Era importante portare a casa questi 3 punti e poi martedì pensare alla partita di Enna. E proprio martedì si va in alta quota, non solo perché siamo ai vertici della classifica, i 1000 metri di Enna bisogna fare una bella settimana di preparazione. Assolutamente, noi lavoriamo bene tutte le settimane con la stessa serenità che abbiamo affrontato tutte le altre partite e prepareremo la partita di Enna, dando la giusta importanza perché è una squadra importante e ci proveremo abbastanza bene per affrontarla. Anche oggi i nuovi innesti hanno dato il loro contributo. Assolutamente, la società ha fatto dei sacrifici in questo mercato di dicembre, ha messo altri giocatori a disposizione mia e quindi ha ampliato un po' la rosa, quindi ho ampia scelta e questo vuol dire anche che c'è tanta concorrenza fra i giocatori, si è alzato il livello, si è alzata l'intensità del lavoro e questo per me è importante. Sono stati anni belli, anni indimenticabili, tra alti e bassi, vissuti in questa società di cui ormai legherò per sempre questi colori. Mi allontanerò dallo spogliatoio, ma sicuramente non mi allontanerò dallo stadio Bruccoleri. Tornando un po' indietro nel tempo, qual è secondo te l'emozione più bella che ti ha dato questo stadio? Emozioni ce ne sono diverse, sicuramente il gol con l'Agragas, con tutti i tifosi, con lo stadio pieno, è stata un'emozione bellissima per me e per tutti gli spettatori che erano in tribuna. Non solo importante in campo con la fascia di capitano, ma sicuramente di raccordo nello spogliatoio. Infatti gli impegni lavorativi quest'anno non mi hanno permesso di essere presente al 100%, però io cercavo di dare il mio supporto con l'esperienza ai più giovani e a tutti, perché si deve sempre migliorare, io imparo da loro e loro imparano da me. Che Pro Favara lasci? Quest'anno lascio una società solida e una squadra organizzata che sa gli obiettivi che deve raggiungere. Obiettivi che ci porteranno in alto? Si spera di sì, Era importante vincere, quindi, perché queste partite nascondono delle insidie, lo sappiamo tutti. Non è il caso che magari a volte si prende un po', si sottovaluta il tipo di partita, quindi i ragazzi sono stati bravi a sbloccarla subito e poi magari diciamo che era giusto rilassarci, nel senso anche mentalmente, quindi aspettiamo ora il prossimo battaglio. Certo, Enna è una partita di alta quota, non solo perché andiamo a 1000 metri, ma perché il vertice lo richiede. Enna è una squadra importante, costruita per fare cose importanti. Noi giochiamo la nostra partita, non abbiamo avuto timore di giocarcela a Mazzara con la Mazzarese.
non abbiamo avuto timore di giocarcela con nessun'altra squadra. Parla sempre il campo, l'ho detto sempre dall'inizio. Ed adesso una panoramica sulla 14ª giornata del girone A di eccellenza. Carmelo Lentini. L'Agragas dunque si riprende alla vetta della classifica, battendo con il più classico dei risultati il Don Carlo Misilmeri. Quest'ultimo perde anche l'imbattibilità. Scorpacciata di rete del Pro Favara, che batte con una cinquina il malcapitato Cus Palermo, mentre l'altra Agrigentina, l'Unitas Sciacca, esce con un pari dal campo di Castellammare dopo che era passato in vantaggio. Vince anche la Nissa, che supera il Mazzara, mentre a Marineo è festa di rete, con il risultato 3-3 il risultato finale. Ma vediamo un po' quali sono stati i risultati di questa giornata. Akragas batte Don Carlo Misilmeri 2-0, Casteldaccia Leovortese 0-0, Pro Favarcus Palermo 5-0, Marineo Resultana San Lorenzo 3-3, la Mazzarese ha vinto 1-0 con il Gela, la Nissa ha superato il Mazzara 3-1, Castellammare Sciacca 1-1 e Parmonvalle Enna, giocata sabato 1-4. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.